convegno molto elevato come terminologie, persone che l'hanno fatto, e vi ringrazio. E quindi non viene raramente parlato di amore puro, perché questi esseri quando vengono qui e fanno i contatti, quelli veri, non stiamo parlando di canalizzazione, non entriamo in quel mondo, loro parlano di amore, altrimenti evitano anche di disturbare le persone. Questo perché loro sono nell'amore incondizionato, cioè sono in questo stato interiore di apertura totale, di comunione totale con quello che è il divino, e quindi loro non si sognerebbero mai di andare a disturbare qualcuno per dare un altro tipo di messaggio, se non è quello più elevato. Ecco, ci tengo a dire questo perché da una parte io ho vissuto un'esperienza, sento tante altre esperienze, la maggior parte io ritengo a cuor mio essere veritiere, tante quando si parla di discorsi di canalizzazioni io non dico mai giudizio quando mi chiedono qualcosa, quindi lascerò poi anche a voi questo tipo di riflessione, a me non interessa. Che cosa ho vissuto io? Allora, io nella vita faccio pranoterapia e mi occupo di gruppi di meditazione, di condividere con le persone quello che è il sentiero dello spirito. E già questo lo facevo da tanti anni. Diciamo che la mia esperienza col mondo dello spirito è iniziata quando sono piccolo e quindi poi mi ha portato nella vita a voler avere piacere a fare questo. Avevo 22 anni, già facevo questo nella vita, quindi a un certo punto, dopo diversi anni, era nel 2013, io ho vissuto un'esperienza che chiaramente mi ha cambiato la vita dal punto di vista soprattutto dei rapporti umani, perché quando io ho cominciato a raccontare chi stava vicino a me, ho perso tutto, chiaramente, perché eri diventato matto. Già quando parlavi di spiritualità eri strano, adesso che parlo di extraterrestri sono bendato. E quindi mi ha anche aiutato a fare un po' di pulizia nella mia vita. Poi alcune cose invece sono ritornate, come i rapporti con i familiari, eccetera. Io dormivo come tutte le sere, come tutti noi, quindi mai più mi sarei sognato degli extraterrestri, perché per quanto nel cuor mio, penso come tanti di voi, vi siete fatti delle domande, no? Nella vostra vita, ci sono altre civiltà o non ci sono, me ne sono fatto anch'io, e la domanda era ovvia, cioè se c'è vita sulla Terra è ovvio che ci sarà anche da qualche altra parte, no? Ma lì si era fermata il mio discorso extraterrestre. Questa è stata la mia semplice riflessione. Quindi io quella notte vado a dormire, mi addormentai col cellulare in mano, perché avevo avuto, diciamo, delle cose importanti da dire a un mio cugino, e sfinito vado a letto col cellulare ancora attaccato alla mano. Io mentre dormivo a un certo punto mi ritrovo in un paese che non conosco, vivo, lucido, totalmente in grado di pensare, e quindi non capivo cosa fosse successo, dove mi trovavo senza, diciamo, esserci andato in auto, no? Perché chiaramente il nostro mezzo di trasporto principale è l'auto. Mi sentivo protetto, mi sentivo influenzato da un'esperienza, da una sensazione amorevole, estremamente amorevole, e questa cosa mi confortava. Era come, tanto per intenderci, quando un bambino abbraccia la mamma o la mamma abbraccia il bambino, ok? Quindi quel tipo di sensazione di calore amorevole. E vedo un oggetto che noi chiameremo un UFO che in quel momento stava atterrando alla mia destra. Quindi io ho fatto tutt'altro che girare e vedere questo oggetto che si atterrava. Un UFO normalissimo, ecco, nel senso. Apre il portellone e scendono 6 esseri alti così, ma forse anche meno, di cui non vi dico una bugia, la testa era così, l'altro tanto era il corpo e intanto così c'erano le gambe, le ginocchia e i piedi. E la prima cosa che mi sono chiesto è come facevano a stare i piedi questi, perché effettivamente era una cosa un po' strana. Erano vestiti con delle vesti meravigliose, se avete presenti un po' le vesti regali da cerimonie indiane, che hanno tutti i ghirigori un po' luccicanti, ecco, queste erano le vesti, era una tunica lunghissima, e ho potuto vedere questa lunghezza delle gambe perché era l'unica cosa scoperta. E quindi loro non mi hanno neanche dato retta, cioè si sono sparpagliati, erano in 6, si sono sparpagliati, sono riuscito a intravedere, mentre quello che gli passava di fianco aveva una provetta, poco più piccola di questo microfono, con uno schermo, probabilmente raccoglieva i dati. Questo paese era il paese di Baveno, sul lago Maggiore, l'ho scoperto poi in successione. E lui era andato a prendere l'acqua dal lago, cioè era andato a vedere il grado di inquinamento che in quel momento l'acqua del lago aveva raggiunto. Dopo di questi 6 esseri, che avevano una colorazione quasi diafana ma leggermente azzurrina, quasi diafana ci tengo a dire,
sono scesi da questa astronave due esseri alti, molto alti, a occhio e croce, non avevo il metro, ma a occhio e croce stiamo parlando di 2,5 metri circa, per farvi capire il tipo di corporatura che loro hanno. Avete presente un nuotatore o una nuotatrice? Cioè che è un fisico perfettamente formato, tonico, robusto, con delle proporzioni diciamo perfette. Ecco, questo era il loro fisico. Questi due esseri avevano i capelli lunghi, gli occhi azzurri, io ci tengo a dire il colore evidenziatore. Avete mai usato l'evidenziatore azzurro, no? Che ha un colore quasi fluorescente, quello era il loro colore di occhi. E erano con forma umanoide, quindi cioè, se questi qua li vedevamo con gli occhiali da sole, un cappello, un cappotto, non li potevamo riconoscere, davano nell'occhio solo per l'altezza chiaramente. Gli occhi erano molto grandi, gli occhi che abbiamo visto prima, che si dicevano essere leonini, erano ancora più grandi, ok? Però di forma umana, leggermente storti ma molto grandi. Per far capire questo, la nostra incavatura della testa, del cranio, questa è più o meno la loro grandezza dell'occhio, che si allunga più indietro. Per il resto tutto uguale, identico a noi. Questi due fratelli, perché sono fratelli nostri, si sono messi ai lati del portellone e hanno toccato il loro terzo occhio e me l'hanno posto, come per dire io ti vedo dentro. Dopo di questi due ragazzi è uscito un altro ragazzo, uomo un pochino più basso, ma con le stesse fattezze. Quelli prima avevano anche le orecchie leggermentissimamente a punta, non a Star Trek, ecco, però la loro forma era a punta. Vestiti uguali, sempre così. Allora, no, meno. Erano vestiti questi due qui con una tuta blu e bianca, con sul petto, sulla parte sinistra, il simbolo della stella di Davide, il simbolo della Merkabah, possiamo dire, ok, qua dietro. E la loro tuta a occhio, perché dopo ovviamente non gliel'ho chiesto, era, avete presente l'abbigliamento tecnico per andare a correre? Sì. Ok, dava l'impressione di quel materiale perché seguiva perfettamente la loro forma. Allo stesso modo ho vestito quest'altro essere che è uscito dopo, leggermente più basso, con gli occhi color oro, e questo oro mi ha stupito ancora di più dell'evidenziatore azzurro degli altri due. I capelli erano biondi, invece quelli di prima erano un biondo castano, e questo signore aveva invece una tuta rossa e bianca, con una sempre la stella qui sul petto, e dall'altra parte una specie di tipo targhette di riconoscimento di grado, ok? E l'aveva tutto qua sul costato. Si è avvicinato a lui per prima parlarmi, e io non sapevo niente di niente. Qui c'era il nome, un nome chiaramente in italiano, poi non posso sapere il perché e per come, c'era scritto Asta Sheeran. Io non sapevo chi fosse, non sapevo se avesse già avuto contatti, non sapevo nulla di nulla, anche perché appunto non mi ero mai interessato. Quindi io lì per lì ho visto un nome e va bene così. Si è presentato, mi ha detto questo nome, mi ha detto che sono qui a parlare per un discorso molto importante, il primo di tutto che quello è dell'andamento della Terra. Cioè diceva, quegli esseri che tu hai visto, che ti sono sembrati strani, sono bravissimi e sono una razza molto evoluta di questo universo dal punto di vista scientifico, quindi non solo tecnologico ma scientifico, e stanno facendo appunto queste prese di dati dall'acqua, dalla terra, dall'aria e dalle nuvole, perché i vostri cieli, tutte le vostre acque praticamente sono state volutamente inquinate da una parte e involontariamente dall'altra, quindi questa è la vostra condizione. L'acqua che bevete non è pura, e questo per i vostri fisici è molto degradante, perché noi siamo fatti d'acqua chiaramente. Quindi questa era la funzione che svolgevano questi 6 esseri di prima. Tutto telepaticamente? Tutto telepaticamente, tutto esatto. Esatto. Voi chiedetemi perché io sto cercando di fare una raffigurazione di cose che, anche perché ho dato un po' questo incontro. Tutto telepatico. Tutto telepatico, esatto. E poi si sono messi a parlare questi altri due ragazzi con la tuta blu e bianca, hanno detto di essere fratelli che provengono dalla pianeta di Sirio e che già ci eravamo conosciuti in altri momenti e che ci saremmo poi rivisti in altri momenti ancora successivi a questo incontro. In quel momento lì provavo un'ora dentro di me, dicevo di sì e basta, perché non sapevo effettivamente cosa dire, se che a un certo punto mi sono avevo il cellulare in mano e ho detto adesso registro, l'iPhone ce l'abbiamo tutti, registro, così quando torno posso riascoltare, vedere e dire agli altri cosa effettivamente è successo. E allora mi hanno detto no, guarda, ti dà un favore di non farlo, per favore metti il telefono qui. Se voi siete mai andati nella
città di Babeno. Qualcuno c'è stato? No? Ok. Come tutte le città del lungolago c'è un punto dove ci sono le tracche degli ormeggi delle barche. In quel momento noi siamo andati a parlare lì. Quindi. No, era notte. Era buio. Il fatto era che dal letto a lì non sapevo cosa è successo. Dal primo punto in cui li ho visti a dove poi ci siamo messi a parlare, quando poi sono andato io fisicamente con la mia auto sul posto, c'era circa una distanza di 800-900 metri, quindi anche quello spostamento lì io non l'ho vissuto con la mia memoria. Parliamo, mi raccontano appunto questo, mi dicono delle cose mie, io chiaramente ho fatto la domanda che tutti farebbero, perché a me, cioè nel senso, e poi cosa sta succedendo? Io ero a casa, e ho detto, allora non ti devi preoccupare, perché tu molto probabilmente non l'hai scelto di fare da comunicatore, e di conseguenza tutto questo era già prestabilito, anche con noi. Ma io non sì, ho capito, ma ci sono delle spiegazioni, perché comunque a una determinata persona e non a tante altre persone, perché non è che vivo io e basta questo tipo di esperienza. E allora ho detto, guarda, ci sono 3 fattori che noi in modo severo rispettiamo. Chiaramente sappiamo tutti, quando si parla di federazione grafica, il primo è il libero arbitrio. Quindi se non ci sono questi 3 fattori, loro non si spostano neanche, che sono una compatibilità genetica, così hanno detto loro, io riporto ciò che loro hanno detto. Compatibilità genetica, un'evoluzione spirituale, ma loro intesa come capacità di sorreggere certi tipi di situazioni adatta, e il fatto che si è preso accordo prima di fare questo tipo di missione. E io gli ho detto, va bene, se lo dite voi ci prendo, ecco, nel senso, percepivo in cuor mio che non mi stavano prendendo in giro, perché la sensazione amorevole che provavo era infinita umanamente parlando, chiaramente. Ad un certo punto loro mi dicono, guarda che la Terra sta volgendo in una situazione critica, nel senso che voi inteso come umanità, state giocando con le armi nucleari ma non avete la coscienza per farlo. Quindi voi invece di usare il nucleare in modo costruttivo, lo state facendo in modo distruttivo. Essendo che siete pieni così di armi nucleari, ne bastano poche per alterare non solo l'equilibrio del pianeta, ma addirittura gli altri mondi. Essendo che, l'hanno spiegato benissimo Marco e l'altro ragazzo prima, Matteo, che non lo vedo, non il bagno, ecco. Tutto è collegato e di conseguenza se tu vai ad alterare, ti permette di alterare con delle esplosioni così forti questa dimensione, anche le altre dimensioni, gli altri pianeti che stanno sullo stesso piano, su piani diversi, hanno delle influenze. E questo va contro quello che è la natura divina. Ed è questo che loro principalmente vogliono evitare che succeda. Loro mettono una cosa molto importante, ma sappiate che in caso di distruzione non vi daremo una mano. Però ci deve essere anche la condizione che voi terrestri fate qualcosa, perché il pianeta è vostro. Non potete continuare a far finta di niente. È la vostra responsabilità, è casa vostra. È come se a casa vostra a un certo punto c'è il vicino che prende la mazza da 10 kg e cerca di sfondare il muro e tu fai finta di niente, tanto ci penserà il governo, ci penserà il vicino di casa. No, tutti noi come esseri viventi, senzienti in questa dimensione devono fare qualcosa, un piccolo contributo, ma questo contributo non può essere fatto solo da un discorso attivo, cioè come azione. Prima dell'azione ci deve essere una presa di consapevolezza. Quindi per quello che loro parlano di uomo cosmico, che me ne hanno parlato anche in quell'incontro, uomo cosmico, cioè dovete divenire degli esseri cosmici, ovvero risvegliati, in connessione con la Terra e con tutto il cosmo, quindi con le varie dimensioni. Ciò non vuol dire che uno deve diventare un Buddha per incominciare a fare questo, però intanto apre il cuore e a seconda del suo sentire incomincia a fare quello che è la sua possibilità di fare, e poi comunque le cose avvengono, come il convegno di oggi. Se si va e non si dava da fare, non dava la possibilità a voi di venire a sentire, chiaramente. È la stessa cosa. Per quello che è fondamentale, dicevo, non tanto la mia esperienza, quanto a seconda dell'esperienza di qualcuno, fare delle prese di consapevolezza e andare avanti. Dalle piccole cose, cercare di inquinare di meno, di prendere la macchina il giusto essenziale, evitare di inquinare il nostro corpo innanzitutto, elevare le nostre frequenze, praticare la meditazione, sono tutte cose che l'uomo ha a disposizione e deve fare, lo deve fare, perché in questo momento di evoluzione, di cambiamento planetario, quello che sta avvenendo a tutti è una specie di risveglio forzato, grazie a questo cambiamento
a questa influenza del sole centrale di Arcione, in cui noi siamo entrati praticamente in questa banda fotonica e siamo altamente influenzati da questo tipo di energia, e questo incomincia a far vibrare tutti i nostri centri energetici, tutti i nostri corpi a livelli più forti e a percepire anche le emozioni in modo più forte. Per questo che in questo momento tante persone si stanno facendo delle domande sulla vita, cosa che 10 anni fa non avveniva. 10 anni fa c'era una cosa importante: lavorare, mangiare, dormire, riprodursi, e l'essere umano andava avanti come un robot e non ha mai fatto niente. Ora incomincia a farsi delle domande. Ognuno nella nostra vita sta facendo delle esperienze molto forti, molto particolari sul piano fisico, emotivo, e dice: ma è davvero così? Si può fare in modo diverso? Perché sto soffrendo? Cosa posso cambiare? Ecco, questo è il cambiamento che stiamo vivendo. Ciò non vuol dire che solo per il flusso planetario ne evolveremo e diventeremo esseri totalmente di sola luce. Chiaramente ognuno ha i suoi tempi. Però con questo tipo di presa di consapevolezza noi possiamo attivarci e incominciare a fare nel nostro piccolo qualcosa. Immaginate se domani andate nel posto di lavoro, domani dopo il ponte, al vostro posto di lavoro, e invece di andarvi arrabbiati per quello che state facendo, grati per quello che avete. Cambia da così a così, questo tipo di vibrazione influenza anche le altre persone e così via. In realtà non ci vuole molto, non è che bisogna raggiungere chissà che cosa, quello lo si può fare chiaramente, basta impegnarsi e avere voglia di essere, di amare e di praticare. Però nel piccolo queste sono le cose che loro chiamano essere cosmico, cioè che ci faranno diventare degli esseri